Giorno 12 a Grotto un'interessante iniziativa, un congresso sui fasci minatori siciliani. Ecco, parliamo di questo evento, perché questo evento e come si snoderà. Il 12 ottobre del 1893 a Grotte si tenne il primo congresso regionale dei fasci dei minatori. Ebbene, noi sappiamo che negli anni 90 del 1800 ci fu in Sicilia il grande movimento dei fasci dei lavoratori. I contadini si sono riuniti in provincia di Palermo ed hanno approvato una carta dei loro diritti. A Grotte il 12 ottobre i minatori hanno approvato una carta dei loro diritti che è fondamentale. Per esempio, i carusi che entravano nelle miniere a 7 anni si stabilì e si chiese che dovessero entrare non prima di 14 anni. Si chiesero le 8 ore lavorative, si chiese di fare in modo che quando il prodotto estratto dalla terra doveva essere misurato, si misurasse con una cassa regolare, non i padroni mettevano una cassa più lunga per defraudare i lavoratori. Si chiese che i lavoratori potessero acquistare i loro prodotti nelle botteghe liberamente, mentre erano costretti ad acquistare i loro prodotti nelle botteghe dei padroni. Quindi tanti diritti. Purtroppo Francesco Crispi poi approvò lo stato d'assedio e il movimento dei fasci è morto così nel sangue. Chi sono gli ospiti che partecipano all'iniziativa? Il professore Giannone relazionerà sul movimento dei fasci dei lavoratori. Noi riteniamo di festeggiare i 130 anni del congresso di Grotte perché a Grotte e in Sicilia è nato il movimento operaio italiano, il movimento sindacale, e poi a Grotte i dirigenti dei fasci hanno creato il Partito Socialista. Quindi diamo appuntamento esattamente dove e a che ora? La mattina al Comune inaugureremo una mostra fotografica sulle miniere e una mostra dei libri che vengono dati da Pippo Di Falco. Il pomeriggio alle 4:30 inauguriamo una strada intitolata ai fasci dei lavoratori e verso le 5:30 nella sala del Consiglio Comunale ci sarà una relazione del professore Giannone di Pippo Di Falco. Evidentemente ci sarà il saluto del sindaco